Si ritiene soddisfatta dell'anno 2018 Giusy Parolino, l'atleta agrigentina che quest'anno è riuscita a portare a casa diverse medaglie nelle specialità in cui ormai da tantissimi anni è assoluta protagonista della pedana. Un 2018 però che si è anche contraddistinto per qualche infortunio di troppo e che ne ha condizionato la partecipazione ai campionati del mondo di atletica leggera che si sono svolti a Malaga nel mese di settembre. Tolte le soddisfazioni nei piccoli tornei e le gare in campo regionale, non si possono ricordare le medaglie conquistate ad Ancona, Vittorio Veneto, Catania, Arezzo ed Enna, in cui ha sempre ottenuto il piazzamento più alto, a volte sbaragliando la concorrenza già dal primo lancio, migliorando tra l'altro per ben 2 volte il proprio record personale nel giavellotto, di cui tra l'altro era già la detentrice a livello regionale. Recentemente la Parolino, che nel privato svolge attività di dirigente aziendale, ha partecipato alla partita del cuore bianco-azzurro all'Esseneto, dando con la sua presenza un significato importante all'evento. Fare sport mi diverte, ha affermato Giusy Parolino, e mi dà anche la possibilità di confrontarmi con il mondo, motivi per i quali mi batto affinché tutti i bambini, anche nella nostra città, possano fare sport. Recentemente Giusy Parolino ha avuto anche attestazioni di stima da parte del questore Maurizio Ariemma per l'impegno agonistico profuso nella sua attività e per i traguardi ambiziosi raggiunti nel corso dell'anno. La mia carriera sicuramente in questo momento è un valore aggiunto alla mia vita, un valore che volevo condividere oggi con tutti voi, forse per dare a tutti quanti la forza di andare avanti nonostante in alcune occasioni questa città non ci premia per mancanza di struttura, nel mio caso, o mancanza di opportunità, però abbiate sempre la forza di lottare, i risultati col tempo arrivano, basta credere in se stessi, basta avere dei forti valori, della solidarietà verso gli altri e vedrete che insomma le cose possono cambiare, dipende da noi.